Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania, in piazza Battiato, devastata dal ciclone Harry, incuranti e le transenne che vietano per sicurezza l'accesso. Intere famiglie con bambini giocano e fanno sport tra rottami e cumuli di detriti e c'è chi si lancia alla scogliera impraticabile. Furti a raffica nella parrocchia Santa Maria della Guardia a Catania e gesti di inciviltà. Padre Carmelo si rivolge ai ladri: se siete nel bisogno, chiedete. Palermo, bagnanti a Mondello, ma il futuro della spiaggia è incerto. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso dell'italo-belga, rimandando tutto all'udienza il 14 maggio. Pediatria sotto pressione all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Il sindacato Cimo denuncia il ricorso sistematico alla modalità d'urgenza dei medici. Dalla ferita del sisma del 1968 al Laboratorio Nazionale di Rigenerazione, Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea, apre le porte dei sotterranei di Belice Epicentro. Calcio, Serie C, Catania in trasferta sul campo dell'Atalanta, Under 23, sold out il settore ospiti, la gara in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. Ultime speranze di salvezza per il Siracusa, impegnato oggi al Provinciale contro il Trapani. Si fermano a Reggio Emilia le speranze del Palermo per la promozione diretta. I rosanero pareggiano 1-1 e adesso si proiettano verso i play-off. Bentrovati ancora, buona domenica. Dopo gli operai sul tetto senza protezione vi mostriamo questa mattina le immagini del lungomare di Catania con piazza Battiato, che è stata devastata dal ciclone Harry e per questo è impraticabile. Ci sono delle transenne che limitano la piazza. In realtà intere famiglie, anche sportivi, la praticano, entrano tranquillamente e non solo, ma c'è anche chi si lancia dalla scogliera che è impraticabile. Sentiamo Tonino De Mano. C'è chi gioca a palla, calcio o basket, chi fa l'altalena, chi sale sugli scivoli e chi addirittura si butta dalla scogliera con tanto di cartello e pannello integrativo. In piazza Battiato sembrerebbe tutto normale se non fosse che l'area fitness e la Bambinopoli, devastate dal ciclone Harry, sono delimitate da transenne e New Jersey in cemento. In poche parole, l'accesso è severamente vietato. Poi ci lamentiamo quando succedono le tragedie, le disgrazie. Non a Catania, dove la parola sicurezza è più che un optional. Dopo aver mostrato gli operai sul tetto dell'ex palestra Lupo in fase di abbattimento senza alcun tipo di protezione individuale sotto lo sguardo delle forze dell'ordine, questa volta fa male documentare queste immagini con intere famiglie e bambini che corrono e si divertono tra rottami, cumuli di detriti in un'area interdetta a tutti. Chi percorre il lungomare nota la scena e si indigna. Se è transennata, perché la gente deve per forza entrare? Lei porterebbe i suoi nipotini a giocare in quest'area? Completamente, non se ne parla nemmeno. Guardi alle sue spalle. Sì. Cosa c'è? Tanti bambini, ci sono i vigili, quindi mi auguro che loro almeno possano dare un esempio, ma non lo fanno. Sto vedendo che effettivamente c'è la polizia municipale. Una signora, dopo l'intervista, con grande senso civico e di responsabilità, si dirige verso una pattuglia della polizia municipale per segnalare il pericolo. La risposta che ottiene è tutta in queste immagini, con la gente che allarga le braccia quasi rassegnato. E chi si aspettava un intervento rimane deluso, noi compresi, che però non ci arrendiamo e chiediamo più attenzione alle forze dell'ordine in nome e per conto di una sicurezza che a Catania continua ad essere sconosciuta. Restiamo a Catania, furti reiterati alla parrocchia Santa Maria della Guardia di Ognina, sono stati rubati degli ex voto e altri oggetti preziosi, ma padre Carmelo denuncia anche gesti di inciviltà, sentiamolo nelle sue parole, si rivolge perfino ai ladri. Desiree Ferlito. Hanno agito più volte, entrando e uscendo indisturbati, facendo razzia di oggetti sacri di grande valore. Nel mirino dei ladri la parrocchia Santa Maria della Guardia a Ognina. Il danno economico supera i 20.000 euro, ma per padre Carmelo Latteri l'amarezza va oltre. L'accoglienza, quella c'è sempre e rimarrà, ma certamente l'amarezza per il fatto, per ciò che è accaduto, questo sì, non solo me, ma anche tutti coloro che hanno saputo, hanno appreso questa notizia. I ladri non sono entrati una sola volta, ma in più occasioni e sono stati anche molto accorti a lasciare tutto in ordine, approfittando di una porta antipanico lasciata aperta. Ricevuta la segnalazione,
situazione i carabinieri si sono immediatamente attivati analizzando i sistemi di videosorveglianza, individuando 2 persone, un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine, entrambi denunciati per furto aggravato. Ma per padre Carmelo il furto non è l'unica espressione di inciviltà di questo quartiere troppo spesso trattato male. È un quartiere particolare, è un quartiere di confine, non so come definirlo, è un quartiere dove c'è un po' di degrado, dove c'è anche altro, soprattutto da quello che poi vedo esternamente, forme così di inciviltà, rifiuti lasciati, abbandonati in giro, ma poi soprattutto anche davanti alla chiesa. Insomma, sembra una cosa un po', certo, sono dei segni un po' che dicono, che parlano da soli. E conclude con un messaggio semplice ma potentissimo. E quando c'è un bisogno, le comunità, le parrocchie siamo sempre aperti, attenti ai bisogni, cerchiamo di rispondere ai bisogni. Quindi se c'è qualche difficoltà, venite, parliamo e una soluzione sempre si trova. E adesso ci spostiamo a Palermo, altro colpo di scena sulla vicenda della spiaggia di Mondello. Il CGA ha accolto il ricorso dell'italo-belga rimandando tutto all'udienza il 14 maggio. Intanto oggi spiaggia affollata e primo bagno per molti. Marco Gullà. Mondello oggi si presenta così, spiaggia libera e affollata tra cittadini e turisti. Ieri il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto la richiesta dell'italo-belga di sospendere lo stop alla concessione sulla spiaggia, permettendo dunque all'azienda di non smobilitare, bloccando i bandi fino al 14 maggio, quando ci sarà un'udienza sul caso. Secondo i giudici che hanno accolto il ricorso, senza gestione ci sarebbero rischi per l'ordine pubblico. Ma oggi in spiaggia c'è solo voglia del primo bagno e della prima tintarella. Acqua congelata ma tonificante che non vedo l'ora di toccare. Primo bagno dell'anno da 1 a 10 sostanzialmente, è stato traumatico 7, l'acqua è davvero fredda, però all'inizio è davvero fredda ma poi ti ambienti e diventa tutto meraviglioso. Acqua sopportabilissima, pulitissima, lo consiglio a tutti il bagno. Il deputato regionale leader di controcorrente Ismaele Lavardera non ci sta e tramite un video sui social ha replicato così. Io ho la coscienza pulita, lo dico da un anno, comune e regione si dovevano certamente muovere prima, forse 116 anni fa, non l'hanno fatto, ci sono perplessità oggettive in merito all'ordine pubblico, ma la battaglia, la genuinità della battaglia, la forza della battaglia non viene messa in discussione. Tra ricorsi e ritardi, il rischio è che la spiaggia di Mondello per l'imminente stagione estiva resti ferma in un limbo. Intanto però ci si gode il primo assaggio d'estate. Parte oggi la nuova missione della Global Sumud Flotilla, più di 60 le barche a vela che da Augusta raggiungeranno la striscia di Gaza per portare sostegno alla popolazione palestinese colpita dalla guerra. Francesco Aloi. Are you ready to go? Siamo pronti da quando questo disastro era nella mente di Israele. La Global Sumud Flotilla torna in mare. 7 mesi dopo la prima partenza da Augusta è arrivato il momento di salpare di nuovo. Nuova missione ma stesso ideale. Assolutamente sì, stesso ideale, stessi obiettivi dell'anno scorso, perché purtroppo a Gaza e in Palestina rispetto all'anno scorso le cose non sono cambiate e anzi sono peggiorate perché quest'anno nessuno ne parla più. Questa volta a bordo non c'è nessun politico, soltanto attivisti che arrivano da ogni parte del mondo. Sono più di 60 le barche a vela che da qui sono dirette sulla striscia di Gaza. L'obiettivo è quello di rompere il blocco navale, ma anche portare beni di prima necessità. Lì infatti si continua a morire. I bombardamenti ormai sono diventati quasi la normalità. A Gaza continua ad esserci un genocidio che da quando hanno dichiarato il cessate il fuoco sono morte quasi 800 persone uccise dall'esercito israeliano. Negli equipaggi c'è anche chi è già andato sulla striscia ed è stato rinchiuso nei centri di detenzione. Sappiamo anche che nell'ala fianco c'erano detenuti centinaia di ostaggi palestinesi che erano in grado di sentirci, ma noi non eravamo in grado di sentire loro perché se loro si esprimono, parlano o cantano subiscono conseguenze molto più pesanti. Massimo 3 settimane, sosta tecnica in Grecia inclusa, e la flottiglia raggiungerà la destinazione. E sulle altre guerre in atto? Certamente ci sono anche altre guerre e noi saremmo molto felici che anche altri movimenti si creassero come noi abbiamo creato questo.
A Valverde, in provincia di Catania, un trentenne risultato ai controlli con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge ha perso il controllo dell'auto andando a impattare contro 3 veicoli in sosta, causando anche danni a un muro e a una tubatura del gas. E proprio per la presenza della conduttura danneggiata si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area. La Polizia Locale di Catania ha elevato 143 verbali da 300 euro ciascuno nei confronti di condomini, utenze domestiche e attività commerciali delle vie del centro che non hanno rispettato il regolamento comunale sui rifiuti. Nel giorno del conferimento dell'indifferenziato hanno lasciato invece sacchi con frazioni di ogni genere, una violazione regolamentare che causa tante difficoltà nella raccolta da parte degli operatori. In via Fiorentino, inoltre, gli agenti hanno sequestrato una moto Ape denunciato un 41enne che stava scaricando rifiuti ingombranti sulla strada. Pediatria sotto pressione all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Il sindacato CIMO denuncia gravi criticità organizzative e il ricorso sistematico alla mobilità d'urgenza dei medici, ritenuto non conforme. Davide Sardo. Emergenza nella sanità agrigentina, riflettori puntati sulla pediatria dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove il sindacato CIMO denuncia gravi criticità organizzative che rischiano di compromettere qualità dell'assistenza e sicurezza dei piccoli pazienti. Al centro della segnalazione il ricorso ormai sistematico alla mobilità d'urgenza dei medici pediatri dell'ospedale di Agrigento, una soluzione tampone che, secondo il sindacato, sarebbe diventata prassi ordinaria. L'istituto contrattuale della mobilità d'urgenza prevede che questa possa essere attivata ed utilizzata solo ed esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee, non certamente come fattore strutturale di programmazione delle attività. Invece i colleghi di Agrigento, i pediatri di Agrigento, vengono sottoposti a questo andirivieni da Agrigento a Licata, una distanza di 50 km che spesso li costringe anche al pernottamento perché sono pure irreperibili durante le ore notturne. Criticità che secondo CIMO riguardano anche l'organizzazione dei turni e della pronta disponibilità, con riposi non sempre garantiti ai medici. Una situazione che aumenta il rischio di stress lavorativo e possibili errori clinici. Da qui la richiesta di un intervento immediato per ristabilire condizioni di sicurezza e assicurare piena funzionalità al reparto di pediatria di Licata. Nuova missione dei medici del CCPM di Taormina, questa volta in Costa d'Avorio, con 50 bambini già visitati. Sentiamo Francesco Triolo. Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina scrive un nuovo importante capitolo della sua missione del progetto Cuori Ribelli, ideato dall'associazione Una Voce per Padre Pio. Il progetto ha l'obiettivo di offrire cure salvavita ai bambini affetti da cardiopatie congenite nei paesi dell'Africa subsahariana. L'ultima missione dell'equipe diretta da Sasha Gatti nei giorni scorsi in Costa d'Avorio, dove sono stati visitati oltre 50 bambini, tutti piccoli pazienti che saranno inseriti nel programma operatorio della missione che si svolgerà entro l'anno. 3 bambini visitati, anche una piccolissima paziente del CCPM di Taormina. La sua storia è tutta da raccontare perché la malformazione al cuore è stata riscontrata dai medici siciliani quando ancora la madre era incinta e si trovavano a Taormina per una delicata operazione al cuore del fratellino. Quindi abbiamo fatto questa combinazione per cui il piccolo è rimasto in Costa d'Avorio, lei è rientrata in Italia, ha fatto un intervento correttivo e oggi siamo qui in Costa d'Avorio, in questo posto bellissimo per controllare e vedere come stanno crescendo. Sembra molto bene, siamo veramente fieri di questa cosa. Nella capitale ivoriana Abidjan, l'associazione Una Voce per Padre Pio ha realizzato negli anni una presenza concreta e articolata, un orfanotrofio, una scuola materna, una casa d'accoglienza, una struttura dedicata ai bambini nati in situazioni di disagio. A queste si aggiunge un ospedale moderno e completo di tutte le specialità, già pronto per accogliere gli specialisti del CCPM. A fine mese l'equipe sarà impegnata anche in una nuova missione in Etiopia, con 50 interventi programmati in 6 diversi ospedali tra la capitale Addis Abeba e il nord della nazione. Adesso una breve pausa, tra poco.
A Gibellina si aprono per la prima volta i sotterranei di Belice Epicentro, un tempo utilizzati per gli archivi. Fino al prossimo 31 dicembre ospiteranno 2 mostre. Laura Spanò. Dalla ferita del sisma del 1968 al Laboratorio Nazionale di Rigenerazione, Gibellina, prima capitale italiana dell'arte contemporanea, apre le porte dei sotterranei di Belice Epicentro in una operazione di recupero unica. Gli spazi adibiti un tempo ad archivio ora ospitano 2 mostre: Luce residua di Rossana Taormina e Mummie di Philippe Bergson, artista francese scomparso un anno fa. Questa installazione, attraverso la parola memoria e attraverso la parola e attraverso la luce che ne illumina oppure toglie luminosità ad alcuni degli elementi che compongono la parola, non è altro che la trasposizione di questa forza, di questa vitalità della memoria, che non è mai materia inerte, ma che ha sempre delle nuove domande da porci. La mostra Mummie, allestita da Gaetano Costa, si sviluppa intorno alla celebre installazione Cappuccini Mon Amour, ispirata alle catacombe dei Cappuccini di Palermo, luogo emblematico della cultura visiva e spirituale della città. Le mummie esposte sono state realizzate con materiali eterogenei, tra questi ferro e ossa animali. Per me la scelta dei 2 materiali principali, che non sono i soli, ma sono quelli che comunque lo hanno caratterizzato di più, che sono il metallo e le ossa, ecco, in quel caso c'è un dialogo naturale che a me ha sempre ricordato il linguaggio umano. Le 2 mostre rimarranno aperte fino al 31 dicembre prossimo. Con l'Italica Madre si chiude la stagione del palco off di Catania. L'ultimo appuntamento prevede uno spettacolo tutto al femminile con Manila Barbati. Orazio Longo. Gonna rossa, camicia e grembiule bianco, gilet verde a rappresentare la bandiera nei vestiti, Manila Barbati parte dagli stereotipi della madre italiana nella costruzione di un racconto che vuole attraversare generazioni e culture. L'Italica Madre è lo spettacolo che chiude la stagione teatrale del palco off al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania. Che non ci avevo vista, sai? Ispirato al libro di Valeria Cavalli, che ne firma anche l'adattamento scenico, lo spettacolo con la regia di Claudio Entropido restituisce un ritratto ironicamente realistico, fatto di frammenti quotidiani, riconoscibili e profondamente radicati nella memoria collettiva, riproponendo con le parole di una canzone di Claudio Villa un ritratto che rimane sempre attuale. Tutte belle le mamme del mondo, e sono belle dappertutto, sono belle dal Polo Nord al Polo Sud. Con questo spettacolo Palco Off chiude una stagione intensa e partecipata. L'appuntamento si sposta ora al Fringe Festival Off dal 16 al 26 ottobre. Adesso una breve pausa e poi il calcio con gli appuntamenti di tutte le squadre siciliane. Eccoci al calcio, si chiude oggi la stagione regolare del Catania per i rossazzurri, trasferta contro l'Atalanta Under 23 per mettere al riparo il secondo posto, ma Toscano deve fare i conti con tante assenze. Francesco Triolo. La sfida decisiva per il secondo posto con gli uomini contati. Il Catania oggi pomeriggio nell'ultima partita della stagione regolare contro l'Atalanta Under 23, decisiva per l'assegnazione del secondo posto, deve fare i conti con diverse assenze, tanto che Toscano per la trasferta lombarda ha convocato solo 17 giocatori. Come se non bastassero le assenze dello squalificato Quaini e degli infortunati Casasola, Corbari e Rolfini, l'allenatore rossazzurro infatti dovrà fare a meno anche di Miceli e Donnarumma, fermati da problemi muscolari. Inoltre vanno a gestire le diffide di Bruzzarini, Cicerelli, Di Noia e Di Tacchio, tutti a rischio squalifica per il primo turno dei playoff. A questo punto le scelte di formazione diventano decisamente ridotte, soprattutto per quel che riguarda l'assetto difensivo. Nella linea arretrata troveranno spazio almeno 2 tra Pieraccini, Gherardi, Carni e Lutti e Allegretto. La lacuna sulla corsia sinistra potrebbe essere colmata da Raimo con lo spostamento di Celli sulla fascia. L'alternativa è Lunetta. A centrocampo spazio a Jimenez, il centravanti sarà forte almeno inizialmente, con la possibilità di dare vita ad una staffetta con Caturano. A sostegno ci dovrebbero essere Cicerelli, con uno tra D'Ausilio e Bruzzaniti. Calcio d'inizio alle 18 e partita che verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in chiaro su Telecolor dalle 17 con 4 ore live con diretta stadio.
Ultime speranze di salvezza per il Siracusa, impegnato oggi al provinciale contro il Trapani, già retrocesso in Serie D. Sergio Colosi. Verdetto e orgoglio azzurro è la domenica della sentenza per il Siracusa a Trapani, con i tifosi per il divieto della trasferta al De Simone con il maxi schermo e l'abbraccio finale alla squadra. Comunque vada, sarà un epilogo da ricordare. Il Siracusa ci prova fino all'ultimo, ma la combinazione per i play-out è complicata. Vincere al provinciale, Giuliano senza punti a Caserta e Salernitana imbattuta a Foggia. 23 convocati da Turati che ritrova Pacciardi e Gudelevicius, recuperati Valente, Marafini, Job e Cancellieri, poche motivazioni e tanti problemi per Aronica ancora squalificato. Il suo Trapani, già retrocesso in quarta serie, ha 5 assenti, compreso il capitano Celeghin, problemi fisici anche per Benedetti e Battimelli, formazione con qualche giovane all'esordio, al provinciale derby in tono minore. I Granata in caso di successo lascerebbero l'ultimo posto agli azzurri, che cercano i 3 punti con grande attenzione, rivolta ai risultati di Caserta e Foggia. Poi tornerà d'attualità il futuro societario, tutto da scrivere per entrambi i club. In Serie B a Reggio Emilia si sono infrante le speranze del Palermo di poter tornare in corsa per la promozione diretta. I rosanero hanno pareggiato 1-1 e adesso si proiettano verso i play-off. Marco Gullà. Il pareggio di Reggio Emilia fa calare il sipario sul campionato del Palermo, almeno per adesso. Quando mancano 2 giornate alla fine della regular season, i rosanero non possono più matematicamente raggiungere la promozione diretta e ufficiosamente nemmeno il terzo posto, considerato che il Frosinone in questo momento ha 6 punti in più dei siciliani. Il Palermo terminerà quarto e dovrà giocarsi la Serie A ai playoff. Ieri contro l'Ardigiana la squadra di Inzaghi, dopo essere passata in svantaggio, ha trovato immediatamente il pari nel primo tempo con Palumbo, poi una serie di occasioni mancate e il rischio anche di perderla nel finale con il gol annullato a Rover. Partita che quando fai più di 20 tiri in porta devi fare più gol. Abbiamo avuto occasioni clamorose, il loro portiere si è esaltato, noi dovevamo avere un po' più di cattiveria, essere un po' più bravi. È chiaro che nell'unico tiro in porta abbiamo preso gol e poi la squadra ha cercato fino alla fine di vincerla, anche esponendosi a contropiedi perché voleva portare a casa questa vittoria. Non ci siamo riusciti, adesso però andiamo avanti, dobbiamo chiudere il nostro campionato bene. Il Palermo però ha forse un vantaggio rispetto alle dirette concorrenti, è già mentalizzato a dover giocare i playoff e a farlo da protagonista. A Reggio Emilia, tra i migliori in campo, Antonio Palumbo. È stata una partita molto difficile, loro ci aspettavano bassi, c'erano pochi spazi e avremmo dovuto muoverla un po' più velocemente, cercare di trovare più cross possibili, ma non ci siamo riusciti. Prossima sfida al Barbera il 1° maggio contro il Catanzaro. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.